Rassegna stampa. Voulez-vous un rendez-vous tomorrow? We could try to say goodbye tomorrow. Don't you know where I come from? Can't you feel love coming on? Where are you? Can I see you tomorrow? Now I see it was you and me. Don't you know that love is feeling? My book of tricks, you're the one I picked. You are FA and fantastic. Yeah, you're great. You're the best. Forget the rest. Tomorrow I had to wait so much time to find you. I won't let anyone take you. Don't you feel where I come from? Can't you feel love coming on? Voulez-vous un rendez-vous tomorrow? Voulez-vous un rendez-vous tomorrow? We could try to say goodbye tomorrow. Don't you know where I come from? Can't you feel love coming on? Where are you? Can I see you tomorrow? Voulez-vous un rendez-vous tomorrow? You're the best, forget the rest tomorrow. Voulez-vous un rendez-vous tomorrow? Where are you? Can I see you tomorrow? Give me good, good loving, baby. Give me good, good loving, baby. Give me good, good loving tomorrow. Give me good, good loving, baby. A te la linea, Antonino. Grazie Andrea, buongiorno, buon lavoro. Guarda la zappa della radio che ci sono un po' di messaggi per te. Cominciamo subito, amiche e amici miei, ma non dall'avventura, buongiorno. Siete sulle magiche onde di Radio Libertà, questa è la rassegna stampa, io sono Antonino Danna e questa è la puntata di oggi, martedì 11 di agosto dell'anno del Signore 2026. Cominciamo la nostra trasmissione, vi ricordo date il sangue, in ospedale serve sempre, salverete vite umane, chi salva una vita umana salva il mondo intero. Secondo appello, radiolibertà.net, fesso, chi non lo legge perché vi perdete un bellissimo giornale online dove ci sono liberamente il direttore responsabile Giovanni Sallusti,
Gli auto da fede di Giulio Cainarca, la rassegna stampa di Sammy Varin che sto supplendo io e poi naturalmente videopillole e molto altro ancora. Radiolibertà.net is the place to be. 340 670 9659 se avete voglia di dire la vostra attraverso la zappa o il WhatsApp della radio, oppure 0292947222 se avete voglia di intervenire attraverso il telefono dopo le ore 10, mi raccomando. Oh, detto questo, avete ascoltato appunto Amanda Lear con Tomorrow. Beppe Grillo, quando faceva ridere nel 77, l'anno in cui uscì questa canzone, diceva: se Amanda Lear viene e mi dice con quella voce Tomorrow, ci vado, ma accompagnato da un battaglione di carabinieri. Adesso cominciamo con le agenzie. I temi di oggi: il terremoto in Colombia, l'attentato a Ranucci, la Meloni con la Friedrichsen, la premier danese, che parlano di immigrazione. A Ceuta addirittura arriva la moschea in spiaggia, i ciclisti falciati, perché vedete, purtroppo la mamma dei cretini non usa anticoncezionali e quindi poi i cretini vanno sui social e scrivono che quel tale, non lo voglio definire in altro modo, non ho voglia di prendere querele, quel tale che li ha falciati con la macchina ha fatto bene. E questo vi dimostra il livello di coglioni che girano in questo paese. Tutta gente che consuma sbafo e ossigeno e probabilmente si serve di risorse tipo l'aria, l'acqua, eccetera, eccetera, la corrente elettrica, tutto quello che serve per una vita civile. Ecco, gente così, pensate, sottrae risorse utili a chi invece non va a dire che mettere sotto 6 ciclisti sia fare giustizia e fare del bene. Quindi fate un po' voi. Dopodiché, che cosa abbiamo? Abbiamo il Quotidiano di Sicilia che fa un'interessante inchiesta sui posti letto in Sicilia. Adesso noi andiamo con come si dice, con le agenzie, ladies and gentlemen. E allora l'ANSA: terremoti in Colombia, sale a 132 il bilancio dei morti, oltre 570 i feriti, 5 in città in allerta rossa, a Cali, coprifuoco e militari. Le prime testimonianze, il racconto dei minuti di terrore, un boato spaventoso, poi l'inferno. L'Ucraina, missili russi su Zaporizhia nella notte, 5 morti, 20 feriti, attaccata anche Kiev. Mosca accusa strage ucraina, Zelensky vuole solo la guerra. Nel frattempo in Russia viene messo fuori legge e quindi non potrà presentarsi alle elezioni il partito dei pacifisti, perché quella è una grande democrazia, come vedete. La bufera alla FIFA, Trump difende Infantino, un terribile errore sostituirlo alla FIFA, giusto, poi tu con chi fai affari. L'infrastruttura tra Cile e Argentina, stoppa una rete elettrica in Cile dopo l'appello di DiCaprio per una rana a rischio estinzione. L'attore è sceso in campo per l'animale raro, il cui habitat sarebbe minacciato dall'opera. Mondo motori, pneumatici, batterie, interni, carrozzerie, l'auto si scioglie al sole, Federcarrozzieri, danni potenziali fino a 16.000 euro a vettura, i consigli per proteggersi. Infine, cinema, la solidarietà di Ken Loach a Spin Time, primi alloggi per 120 persone. Potrebbe prenderseli a casa lui o pagargli un bel po' di affitti a questi qui. La BBC, almeno 132 morti nel più ampio, nel più forte terremoto mai verificatosi da anni in Colombia, oltre 480 persone sono state ferite nelle scosse e si teme che molte di più siano rimaste intrappolate sotto gli edifici ormai collassati. Andiamo a vedere adesso le prime pagine dei quotidiani italiani stamattina e segnatamente cominciamo con Avvenire che commenta così il colloquio tra la Meloni e la Friedrichsen: i muscoli in mostra, il fatto l'Europa va verso un'ennesima stretta sui flussi di migranti con un potenziamento di Frontex. Meloni e la danese Friedrichsen firmano una lettera sui centri per i rimpatri e la difesa del patrimonio cristiano. La Germania ci restituisce i richiedenti asilo arrivati in Italia. Ancora, Medio Oriente, piani USA per la pace, come la tela di Penelope, fotonotizie a centropagina, vedete quanta monnezza nelle nostre acque.
Il rapporto di Goletta Verde, depurazione insufficiente, inquinato 1/3 di mari e laghi. La svolta nel caso Ranucci, il GIP è il mandante dell'attentato a Ranucci, il movente politico, la Vitola passa agli arresti, contestati i metodi mafiosi. Il Corriere della Sera, Ranucci in carcere la Vitola, l'imprenditore arrestato come mandante, illegale del conduttore, capire il movente, ma è lui la vittima. Il GIP, l'attentato per accrescere la popolarità del giornalista in ambito politico. Le chat nelle carte, Sigfrido, tra 2 anni sarai tu il premier. Bocca mia, taci. Il factotum, il ricercato Tavares, io in Camerun, tornerò. Stato di calamità, magnitudo 7,4, almeno 124 morti, per adesso siamo a 132. Colombia, scossa devastante, crolli e bimbi sotto le macerie. Casabianca è un autocrate, 400 ex agenti CIA accusano Trump. I social e i ciclisti che se la sono cercata, ondata d'odio sulle vittime, l'automobilista, forse con precedenti, diventa il giustiziere. Alcuni accusano le vittime di aver provocato l'uomo al volante, ma il web si spacca in due. Altri puntano il dito contro l'automobilista che ha travolto i ciclisti anche in retromarcia parlando di reazione sproporzionata. Beh, anche travolgerli fronte marcia è una reazione spropositata. Scatti d'Europa senza ghiacci e arida, vedete le immagini satellitari per effetto del gran caldo che stiamo vivendo in questo momento. Il Domani, migranti UE, propaganda infinita, Meloni e Friedrichsen, basta illegali. Il capo dei popolari Weber fa da sponda alla destra, sia i centri fuori dall'Unione. La strana coppia delle due leader alleate per mostrare il volto duro sull'immigrazione a colpi di social e nel caso della premier italiana per uscire dal pasticcio che lei stessa ha prodotto su Schengen. Arrestato la Vitola e il mandante, la chat, Sigfrido, tra 2 anni sarai premier. La vera storia della bomba a Ranucci. E poi vediamo un po' che altro c'è. Il terremoto fa strage in Colombia, la solidarietà internazionale. Il Fatto Quotidiano, bomba, Ranucci ignaro, niente ombre sul report, arrestato la Vitola, manipolò il giornalista per la politica, attentato mafioso, il GIP, il faccendiere voleva spingerlo al governo con ordigno e sondaggio, ma da lui sul programma Rai zero condizionamenti. Le carte dell'inchiesta romana, la foto del conduttore col futuro presunto attentatore e la censura di Corsini Rai girata a Valterino. Il Giornale, titolo che ricorda una famosa trilogia di film di i primi due con la regia dell'immenso Mario Monicelli, Amici miei, svolta sul caso Report, arrestato Walter Lavitola per la bomba a Ranucci, incontri e telefonate, quello che non torna sull'attentato tra conoscenti, il conduttore tace sui mandanti ma attacca il Giornale. Il documento, quel selfie fra i tre che svela l'amicizia già nel 2022, i legami al setaccio, quei sospetti sul ruolo di Cianfoni, chiesto l'arresto, il camerunense è già in Africa. L'emergenza immigrazione, l'asse Italia-Danimarca per arginare i clandestini, messaggio congiunto della Meloni con la socialista Frederiksen insieme per difendere l'Europa, con Berlino torna la sintonia. Il pericolo jihadista progettava attentati, espulso albanese vicino all'ISIS. La replica a Conte in commissione, Covid, ecco la verità di Fratelli d'Italia sui soldi a JC Electronics. Polemiche in Spagna, Sanchez crolla nei sondaggi, Ceuta, Moschea in spiaggia. Il Tempo, eccolo qua l'apertura, cozze, vongole, tritolo, lo spaghettino esplosivo ma solo dimostrativo di La Vitola. Dopo molte settimane con inspiegabile posticipo scattano le misure cautelari verso Walter La Vitola, accusato di essere il mandante dell'attentato che i magistrati definiscono dimostrativo all'amico Sigfrido Ranucci, che però pasteggiava al ristorante di Valterino, che ospitava pure un inviato di Report. Ecco il punto, i rapporti con la trasmissione di Rai 3, la cui gestione appare ora indifendibile. Di spalla, documento congiunto, l'intesa in UE, Meloni Frederiksen, basta immigrazione incontrollata. La regola della sinistra, immigrazione con Madrid e con Berlino, PD e soci, mai con Roma. Maurizio Gasparri parla di Scalfaro e di quella resa sul 41 bis, la vera trattativa Stato-mafia. E poi abbiamo Bignami e Malan, Fratelli d'Italia, ora Arcuri paghi 100 milioni, tutte le risposte a Conte e Boccia.
Il tempo di Osho, il momento più divertente della rassegna stampa. Sanchez vacanziero dopo la playlist, ora consiglia i libri da portare al mare, pensate un po' voi. Ci sono questi immigrati sulla spiaggia di Ceuta e uno dice all'altro: stanotte dove dormimo? Aspettiamo di sentire Sanchez se c'ha qualche consiglio da darci. Date una medaglia a quest'uomo, vi prego. La Repubblica, Trump, atto d'accusa di 400 ex agenti CIA. Il presidente è un autocrate che sta minando la nostra democrazia. Un documento online denuncia piano autoritario della Casa Bianca, quindi anche in America, come vedete, adesso c'è un piano di rinascita nazionale, eccetera, eccetera. Quindi chi vota a destra è un fascista, bla bla bla. È sintomatico, io credo, significativo, che con tutte le notizie da dare, questa sia la più importante per Repubblica e anche per altre testate. L'intervista, Baer, l'intelligence, mai così a rischio di manipolazione, caso Ranucci, arrestato la Vitola, la Lega Lombarda contro Salvini, Fontana serve un passo di lato, e poi ancora violento terremoto fa strage in Colombia. La storia, quando l'Italia del boom correva insieme a Berruti, Ilaria Cucchi che si sposa, sposo Fabio, che è il dono lasciato da Stefano. Tanti auguri. La Stampa, caso Ranucci, arrestato la Vitola, contestato il metodo mafioso, il faccendiere stava per fuggire, ricercato il suo factotum, il GIP, la bomba per spingere la carriera politica del giornalista, ma lui non lo sapeva. Europei di atletica, capolavoro azzurro nel peso, Fabri, Weir, oro e argento. Fotonotizia a centropagina. La crisi della maggiore riserva d'acqua degli USA, 7 stati in emergenza, l'America a secco. E poi Franco Lucianaz, pioniere dei cristallier valdostani, il tesoro del cercatore di cristalli. La Verità, arrestato il faccendiere, ha fatto mettere lui la bomba. Tutti i messaggi tra Ranucci e il suo attentatore La Vitola. Per il GIP l'ordigno sarebbe stato piazzato per accrescere la popolarità del conduttore di report in vista della candidatura a leader della sinistra. Un progetto di cui i due hanno già parlato a più riprese per anni, senza che il giornalista opponesse mai un rifiuto netto. Anzi, il sondaggio va costruito bene o non serve. Tenaglia, Meloni, Friedrichsen, Weber sull'UE, no migranti. Premier italiano e danese del PSE vanno all'attacco. E anche il capo del PPE mette Ursula alle spalle al muro sugli hub in Africa. Torna l'organizzazione terroristica, l'Irlanda ribolle, l'Ira minaccia gli stranieri, andatevene subito. Paura dei blackout, basta l'eclissi di 2 minuti per mandare l'energia green in tilt. Mentre Ceuta teme un'altra invasione, Sanchez in vacanza consiglia libri, gli spagnoli lo inondano di insulti. Eutanasia alla canadese, uccisa senza consenso, malata di cancro, aveva detto voglio vivere fino all'ultimo, eliminata all'insaputa dei cari. Poi c'è l'immenso Marcello Veneziani, uno degli intellettuali conservatori più seri che abbiamo in questo paese, insieme con Pietrangelo Buttafuoco. San Francesco tirato per il saio, ma non era nulla di quello che noi diciamo. E poi la cena coi belgi, la russa accusa Landini, frasi volgari e sessiste a Marcinelle, Maria Rita Gismondo intervistata da Francesco Borgonovo, che salutiamo, gestione Covid vergognosa, la commissione chiami Draghi. Libero, una bomba per Ranucci Premier, la Vitola arrestato per l'attentato a Sigfrido, il movente, voleva lanciare la carriera politica del suo amico. Attenti a queste due, Giorgia e Mette svegliano l'Europa, la sinistra italiana torna a raccontare la storia di Giorgia Meloni contro il resto d'Europa, prima Pedro Sanchez, poi Friedrich Merz, la partita che si sta giocando è invece molto diversa. Galli della Loggia, la sinistra è negazionista sull'immigrazione. Andiamo a vedere adesso i quotidiani economici, segnatamente Italia Oggi, eccola qua, aiuti 4.0 in rampa di lancio, le domande precompilate dal 10 settembre per i finanziamenti agevolati fino al 75% degli investimenti a elevato contenuto tecnologico delle imprese del Mezzogiorno. Poi abbiamo Pierluigi Magnaschi che firma questo fondo, la Spagna provoca le immigrazioni, l'Italia le depreca, l'UE non sa che cosa fare. Giro di vite, X pagherà a creator ed editori solo i contenuti originali, ne scrive Andrea Secchi a pagina 19. Concorso, l'Agenzia delle Entrate si prepara per l'assunzione di 1501 nuovi funzionari da destinare in gran parte alle sedi regionali.
anche se il contratto applicato è quello corretto, l'INL può sempre verificare che il trattamento sia proporzionato alle concrete mansioni svolte. E poi Alessandra Ricciardi e Laura Razzano, al via la prima assicurazione sanitaria per 1,2 milioni di dipendenti della scuola, sarà gratuita. Il diritto e rovescio, implacabile come sempre Pierluigi Magnaschi, il 4 agosto all'aeroporto di Halle è stato trovato un drone esplosivo, presumibilmente di origine russa. Secondo l'ICE, International Institute for Strategic Studies, da agosto 2024 a febbraio 2026 ci sono stati 144 avvistamenti di droni sospetti in 13 paesi europei, 2 alla settimana, in gran parte riconducibili a Mosca. In aggiunta a numerosi attacchi informatici e la diffusione capillare di spie su tutto il continente europeo. Negli ultimi 2 anni, 700 volte i caccia della NATO si sono dovuti alzare in volo per rispondere all'avvicinamento di aerei russi. L'AIS parla della più ampia guerra non convenzionale del Cremlino portata avanti contro l'Europa. Eppure c'è chi predica che la Russia non è un pericolo e che l'aumento delle spese militari è follia. Sono gli stessi che sostenevano che Mosca non avrebbe mai aggredito Kiev. Andiamo a vedere la prima pagina del quotidiano di Sicilia di stamattina. Ecco qua i nostri amici del QDS. Posti letto ospedalieri, l'Italia è sotto la media UE, si fermano a 311 ogni 100.000 residenti. Eurostat, il dato continentale è pari a 507, le prime della classe sono lontane anni luce. Dalle province dell'isola, Palermo, recupero sociale, bene confiscato destinato ai giovani, Catania, mobilità, pista ciclabile in primo piano, a Messina, fondi per il porto di Tremestieri. Un consiglio: se state scendendo in Sicilia e pigliate la zattera delle ferrovie, guardate che andare giù fino a Tremestieri significa 45 minuti di traversata. Cercate, capisco che uno arriva lì a Villa e dice devo pigliare la prima nave che trovo per traghettare, però se pigliate la nave di Tremestieri, che generalmente porta prevalentemente camion, so 45 minuti. Cercate di prendere quella che va a Messina Porto, che parte sempre dall'Invasatura Zero, e con quella in 25 minuti più o meno sbarcate direttamente in città. Vedete un po' voi. Io il consiglio ve l'ho dato. Nota congiunta firmata dalla Premier Meloni e dalla sua omologa danese, Friedrichsen, critiche delle opposizioni. Lotta ai migranti sull'asse Italia-Danimarca, questa è la via per proteggere l'Europa. Giuseppe Bellassai, questore di Catania, organizzazione ed efficienza per la sicurezza dei cittadini. Diamo un'occhiata anche alle prime dei quotidiani locali, tanto abbiamo tempo perché sono le 8:54 minuti e 55 secondi. Brescia Oggi, l'iniziativa guidata da Federacciai per la ripresa degli impianti, ex Ilva, cordata italiana contro i gruppi bresciani, Feralpi, Lucchini e Duferco. Ah, allora i binari vogliono fare. A Lucchini quello fa. Immensa la Lucchini. Corriere del Mezzogiorno, Campania, ci lavorava la buonanima di un mio zio. Emergenza, salutiamo chi lavora alla Lucchini e tutti gli operai del siderurgico italiano, oltre che tutti gli operai italiani che lavorano in Italia. Emergenza bradisismo, Corriere del Mezzogiorno, Campania, la terra trema nella città sospesa, Pozzuoli, 2400 persone costrette a lasciare casa, allarme sciacalli, c'è il primo arresto. Corriere del Mezzogiorno, Puglia, turismo e investimenti, lo stop della regione a Bill Gates, depositate il ricorso al TAR, incomplete le valutazioni paesaggistiche e ambientali. Corriere del Trentino, l'intervista, Cassa Centrale, la sfida di Dalpalù, vogliamo recuperare un rapporto forte, a Maestri, Marchio, vedrò con Casi per capire. Corriere del Veneto, Venezia e Mestre, sanità, medici spiati, ispettori all'USL2, l'assessore Gerosa, aspettiamo risposta entro oggi, i sindacati, il DG faceva dossieraggio. Corriere della Sera, Dorso di Bergamo, Lega, Salvini sotto attacco, Sale Belotti, fatti da parte, per Pontida, pochi volontari. Corriere della Sera, Dorso di Brescia, Dalonato Ospitaletto, chiesti a Terna, 11 data center, la potenza di 26 volte travagliato. Qui se non fanno le centrali atomiche non ci arriviamo più, ragazzi. La Lombardia è la regione che ha il più alto tasso di data center in Italia per la sua posizione strategica in Europa e le sue connessioni, specialmente vi stupirà, ma è così, non solo con l'est e l'ovest dell'Europa, ma soprattutto il sud dell'Europa.
Corriere della Sera Milano, controlli in tutti gli ospedali, il caso dopo lo scambio di embrioni nel laboratorio del San Raffaele, DG Casazza, vigilanza su 40 laboratori. Andiamo a vedere Corriere Torino, cantieri lavoro, la regione punta sugli over 50, 13 milioni per i disoccupati senior. Corriere dell'Alto Adige, provincia, giusto lavorare fino a 70 anni. L'assessora Amboff, l'occupazione in età avanzata aiuta a risolvere la carenza di personale. Corriere di Bologna, il primo bilancio, il super caldo non ferma il turismo, a giugno picchi in alberghi e strutture extra, a Ferragosto previsto l'80% di camere prenotate. Corriere Fiorentino, la Toscana, il livello dell'Arno si è alzato dopo la costruzione della centrale idroelettrica dell'Isolotto, anche i costi sono lievitati, il pasticcio di Ponte Vespucci dopo 10 anni di cantieri servirà a un nuovo bando, colpa dei lavori della regione sull'Arno. Corriere della Romagna, edizione di Rimini e San Marino, la carambola di metà luglio, schianto folle al borgo, positivi test, alcol e droga, l'uomo che ha travolto auto e pedoni trovato in stato di alterazione. Infine la Gazzetta del Sud, che apre con la bomba a Ranucci, la Vitola in carcere, ma anche Messina e Sicilia, isole minori, sospesi i rincari, la mobilitazione ha bloccato per il momento l'incremento del 18% sui biglietti. Ecco, se vi capita di andare a Ustica, una volta che siete su, appena arrivate nella piazzetta in paese alla fine della gradinata, sulla destra c'è un bel ristorante, io non vi posso dire il nome, qualcuno nell'ufficio stampa della Lega lo sa, ma non posso dirvelo in diretta. Comunque sappiate che lì si mangia un fritto misto che resuscita i morti e soprattutto c'è un'acqua cristallina, trasparente, che non vedrete nel resto della vostra esistenza, ve lo posso garantire. Allora, adesso noi, che ora si è fatta, ladies and gentlemen, le 8:58 minuti in questo momento, per cui, bella e buona gente, andiamo a vedere prima di tutto il dramma della Colombia. Andiamo a vedere il dramma della Colombia. Andiamo a vedere sul Corriere della Sera, pagina 9. Eccoci qua. E gli occhi miei che se ne sono andati via. Un terremoto scuote la Colombia, oltre 100 morti, sono 132 ad ora, ospedali crollati, colpito anche un reparto pediatrico, centinaia di dispersi, la solidarietà internazionale. Cosa succede? A poche settimane di distanza dai due sismi che lo scorso 24 giugno, sì, alle 9 ci fermiamo, Andrea, non ti preoccupare. A poche settimane di distanza dai due sismi che lo scorso 24 giugno hanno colpito in meno di 40 secondi il Venezuela, provocando enormi danni e un consistentissimo numero di vittime, il bilancio del più recente registra oltre 6.000 morti, ieri la terra ha tremato nella vicina Colombia. L'area più colpita è nell'area centro-occidentale del paese sudamericano, dove si trovano le città di Pereira, Manizales, Armenia. Le prime due hanno circa 500.000 abitanti, la terza 300.000, nonché una delle metropoli colombiane, Cali, dove sono crollati alcuni edifici, tra cui un'ala dell'ospedale universitario della città che ospitava il reparto pediatrico e quello di terapia intensiva. Ieri sera alcuni pazienti, tra cui forse anche dei bambini, si trovavano ancora sotto le macerie. Il direttore dell'ospedale, Irne Torres, ha parlato di tragedia nella tragedia. Anche altre strutture sanitarie sono rimaste danneggiate. Ieri notte le vittime confermate dalle autorità erano già almeno 110, ma c'erano ancora centinaia di persone intrappolate tra i palazzi crollati. La città con più morti, circa la metà del totale, è Pereira. La magnitudo del terremoto di ieri, 7,4, è simile a quella delle due scosse che hanno colpito il Venezuela, 7,2 e 7,5, ma in attesa di avere un bilancio definitivo sembra che le conseguenze del sisma che si è verificato in Colombia siano state meno catastrofiche. Noi adesso ci fermiamo, facciamo una breve pausa, ci sentiamo la band del brasiliano Ti Voglio del 2018, che è una cover di Ornella Vanoni, e poi torniamo. Per la tua pubblicità visita il sito radiolibertà.net. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio.
Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Porta con te ovunque Radio Libertà. Scarica la app per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiolibertà.net. Cosa aspetti? Un nuovo modo per sostenere la tua radio. Visita radiolibertà.net. Ti basta un click e potrai versare il tuo contributo volontario direttamente online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online Su radiolibertà.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Libertà. La tua radio. Diamo voce alla nostra gente. Un nuovo modo per sostenere la tua radio. Visita radiolibertà.net. Ti basta un click e potrai versare il tuo contributo volontario direttamente online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online Su radiolibertà.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Libertà. La tua radio. Diamo voce alla nostra gente. Mi spoglio dei mille problemi che c'erano in me. Mi piace, immagini, baci, cosa importa volere sapere domani cos'è? Mi tocchi, si chiudono gli occhi, sono già proiettata, lanciata nel vuoto con te. Mi fai volare quando sto con te, so anch'io volare. Ti voglio, mi piace, mi spoglio, ma tu tremi, i problemi che io ti darò. Mi guardi, se mille riguardi ed intanto balbetti ed aspetti una mossa da me. Trampo, mettiamoci in viaggio, vediamo da questo il parcheggio di mille perché. Mi fai volare quando sto con te, so anch'io volare. Ti voglio, mi piace, mi spoglio di mille problemi che c'erano in me. La linea, Antonino. Oh, grazie. Grazie Andrea, avete ascoltato la band del brasiliano Ti voglio, sono le 9, 4 minuti e 25 secondi sulle magiche onde di Radio Libertà. Antonino Danna al microfono con voi per questa puntata di oggi, 11 di agosto, della rassegna stampa. Allora, tornando alla Colombia, siamo sempre sul Corriere della Sera, le vittime e i danni sono comunque molti, il governo di Bogotà ha dichiarato lo stato d'emergenza per disastro nazionale. A Manizales è crollata una delle torri della chiesa neogotica dedicata a Nuestra Signora del Rosario, che non è particolarmente antica, fu costruita tra il 28 e il 39, ma è uno dei simboli architettonici di quella parte della Colombia e della cattedrale più alta di tutta l'America Latina. Alcune strade sono interrotte, soprattutto nella zona dell'epicentro, che si trova nei pressi di San José del Palmar, un piccolo paese nel dipartimento del Chocó, e sei aeroporti sono stati danneggiati dal sisma: Pereira, Manizales, Quibdó, Armenia, Cartago, Buenaventura. Hanno sospeso quindi i voli. Quello di Cali ha ripreso a funzionare solo in serata. Il presidente colombiano Abelardo de la Espriella, che è entrato in carica venerdì scorso dopo aver vinto di stretta misura il ballottaggio con una piattaforma di estrema destra e si trova subito ad affrontare un'emergenza, ha scritto su X: guiderò personalmente le operazioni per portare aiuto alle comunità del Chocó e di tutte le zone colpite.
Ai colombiani che oggi affrontano un momento difficile desidero dire: non sono soli, hanno un presidente a cui importa della sua gente e che farà tutto il possibile per proteggerla. Poi Dell'Espriella ha esortato il paese a trovare una sorta di riconciliazione dopo gli scontri politici della recente campagna elettorale. Oggi tutti i colombiani, senza distinzioni ideologiche, devono essere uniti. Gli Stati Uniti, il cui presidente Donald Trump è stato un grande sponsor del nuovo capo dello Stato colombiano, promettono tutto l'aiuto necessario per bocca del segretario di Stato Marco Rubio, che in un suo tweet ha sottolineato il legame tra i due colleghi, scrivendo che l'amministrazione Trump è pronta a sostenere il popolo colombiano e il governo del presidente dell'Espriglia. Anche la premier Giorgia Meloni e il ministro degli esteri Antonio Tajani, che ieri pomeriggio ha precisato che al momento non risultavano italiani coinvolti, hanno espresso la loro solidarietà alla popolazione colombiana. Questo io vi dovevo come cronaca. Adesso andiamo a parlare di altre cose che ci riguardano più da vicino e segnatamente passiamo su Il Tempo. Meloni Frederiksen, di Ranucci ne parliamo verso il finale, perché francamente credo che ci siano cose più serie di cui occuparci rispetto a delle vicende che francamente sì, sono interessanti, ma non credo sia roba da sbattere in prima pagina come apertura dei giornali. Abbiamo dei temi un pochettino più, come potremmo dire, impellenti. Allora, Meloni Frederiksen, almeno mia valutazione personale, poi magari mi sbaglio, comunque se volete scriverci le vostre zappe, 340-670-9659, che noi le leggiamo e vi rispondiamo. Vi dicevo, a difesa dell'Europa, Il Tempo, Meloni Frederiksen, basta immigrazione incontrollata, messaggio delle due premier, difendiamo i nostri confini e i nostri valori. Ma la sinistra continua a sostenere Sanchez, rimproverato pure da Weber. Pedro, dopo quelli musicali, dà consigli sui libri da leggere in spiaggia. Glielo do io il consiglio. Pedro, leggiti La tragedia di un uomo ridicolo, che magari ci fai un pensierino sopra. Allora, tornando a noi, Alessio Buzzelli, le uniche due donne a capo di un governo in UE, una alla guida di un grande paese del sud, l'altra di un piccolo paese del nord, provenienti da posizioni politiche molto diverse, ma animate da valori comuni, unite dal desiderio di difendere l'Europa da un'immigrazione incontrollata. Il messaggio manifesto firmato dalla premier Giorgia Meloni e dalla presidente della Danimarca Mette Frederiksen è destinato a segnare una cesura profonda nelle dinamiche europee sulla gestione dei flussi migratori, perché quello scritto dalle due leader, una di destra, l'altra socialdemocratica, è innanzitutto un manifesto anti-ideologico, perché dopo la crisi di Ceuta il continente ha bisogno di risposte concrete, realistiche, soprattutto in grado di arginare, come si legge nel testo, gli impatti negativi dell'immigrazione illegale sulle nostre società. Aumento dei tassi di criminalità, crescente pressione sui servizi pubblici, erosione della fiducia dei cittadini. Un approccio, insomma, diametralmente opposto a quello che la sinistra, di cui il premier spagnolo Pedro Sánchez è stato solo l'ultimo e più maldestro alfiere, ha propugnato negli ultimi 10 e più anni, fondato su un cieco immigrazionismo animato da spinte ideologiche al limite dell'autodistruzione sociale, economica e culturale. Ma non solo. La lettera Meloni-Frederiksen ribadisce anche un altro punto ineludibile, anche questo lungamente negato dalle sinistre, oggi, specie dopo Ceuta, divenuto fatalmente centrale. L'immigrazione illegale è un problema europeo di un continente intero che riguarda tutti e che si affronta solo attraverso risposte comuni, determinate e ferme. È in fondo quel cambio di passo che il governo italiano ha prima caldeggiato e poi concretizzato con lungo e tenace lavorio condotto in questi anni nelle sedi europee. Un ribaltamento totale della postura sul dossier immigrazione che oggi inizia a dare i suoi frutti, dando vita a una presa di coscienza collettiva da parte di un'intera comunità di stati. A testimonianza di ciò, ieri sono arrivate le parole del capogruppo PPE all'Europarlamento, Manfred Weber. L'UE ha dichiarato deve istituire rapidamente centri di rimpatrio in Africa, aggiungendo che i migranti senza diritto di soggiorno devono lasciare l'Europa senza se e senza ma, attraverso accordi con gli stati di partenza, ovvero ciò che il governo italiano da tempo propone. Weber ha poi concluso: può esserci una sola risposta, una forte e comune protezione delle frontiere esterne europee.
Ceuta è stata una prova di resistenza per l'Europa, ha chiosato. Ora l'Europa deve dimostrare di comprendere la lotta contro l'immigrazione clandestina come una responsabilità condivisa. Il messaggio di Meloni e Friedrichsen e quello di Weber testimonia anche un terzo elemento, il sempre più evidente isolamento politico di Sanchez e di tutti coloro che al suo modello hanno guardato e continuano nonostante tutto a guardare con favore. Tra questi spicca la sinistra italiana, che non trova niente di meglio da fare che attaccare il governo del suo stesso paese, pur di non rassegnarsi ad ammettere il fallimento del premier spagnolo e di ciò che rappresenta, spinta da quella partigianeria che da tempo le impedisce di tutelare gli interessi della propria nazione, non solo sostenendo strenuamente Sanchez, ma accodandosi in qualche modo pure a Berlino, intenta a cercare uno scontro con l'Italia sui cosiddetti dublinanti. Insomma, se si possono spalancare le porte allo straniero per il proprio tornaconto politico interno, la sinistra italiana risponde sempre presente. Sanchez intanto continua a dare consigli non richiesti dal suo buon retiro. Dopo quelli musicali dell'ultimo video, camicia rossa e jeans, l'outfit perfetto del vacanziero, Pedro ha vestito i panni del consulente letterario, suggerendo i migliori libri da leggere sotto l'ombrellone. Il tutto mentre la Moncloa eleva il bilancio ufficiale dell'invasione a 80.000 arrivi e cresce l'opposizione interna. Ieri la presidente della Comunità di Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha attaccato il governo non solo sulla gestione dell'immigrazione, definendo Sanchez incapace di difendere i nostri confini, ma anche sui controlli per i viaggiatori italiani, dichiarando di non condividere la decisione di isolarci dal mondo e in primis dalle nostre nazioni sorelle. Intanto a Ceuta regna il caos. Il presidente dell'ex club spagnola, Juan Jesus Vivas, ha definito la situazione insostenibile e inaccettabile, esortando il governo spagnolo a mandare un messaggio chiaro sulla garanzia che la frontiera sia protetta in futuro, tanto che nella serata di domenica oltre 15.000 cittadini di Ceuta sono scesi in Plaza della Costitución per chiedere risposte concrete al loro premier, risposte, non libri da leggersi al mare. Vediamo anche a pagina 5 il testo del messaggio che è stato firmato da Giorgia Meloni e Mette Frederiksen. Signore e signori, vediamo che cosa dicono le due premier. Cari tutti, siamo consapevoli che molti potrebbero interrogarsi sulla nostra collaborazione. Proveniamo da posizioni politiche molto diverse, certamente non siamo d'accordo su tutto. Siamo le uniche due donne a capo di un governo dell'UE. Una di noi guida un grande paese del sud, l'altra un piccolo paese del nord. Ma siamo unite dal nostro desiderio di difendere l'Europa. Non accettiamo un'immigrazione incontrollata verso l'Europa e abbiamo promosso una politica migratoria rigorosa sia nelle nostre nazioni che in Europa. Nessuno può negare gli impatti negativi dell'immigrazione illegale sulle nostre società. Aumento dei tassi di criminalità, crescente pressione sui servizi pubblici, erosione della fiducia dei cittadini. È particolarmente grave quando migranti illegali, privi del diritto di rimanere nelle nostre nazioni, commettono crimini violenti, trafficano droga, si rendono responsabili di violenze sessuali. Comprensibilmente, i cittadini europei si aspettano azioni concrete dai propri rappresentanti politici. Per troppo tempo, soprattutto, le persone comuni hanno pagato un prezzo troppo alto a causa di un'immigrazione incontrollata. È nostro dovere continuare a impegnarci con determinazione per offrire risposte concrete ai cittadini, specialmente i più esposti, e garantire maggiore sicurezza e tutela per le nostre comunità. Insieme siamo riusciti a modificare gli equilibri nell'applicazione della Convenzione europea dei diritti dell'uomo nei confronti dei cittadini stranieri che commettono reati gravi. Di conseguenza ora possiamo aumentare le espulsioni. E ora cosa possiamo fare di più? Bisogna realizzare centri di rimpatrio in paesi terzi, così come altre soluzioni innovative al di fuori dell'Europa. Ci stiamo lavorando con impegno, ma questo non basta. Il rispetto delle nostre leggi deve andare di pari passo col rispetto dei valori europei. Ciò vale per i migranti illegali, ma anche per i milioni di cittadini stranieri che vivono legalmente nelle nostre nazioni in tutta Europa. Entrambe siamo orgogliose del patrimonio culturale cristiano dell'Europa e vogliamo proteggerlo. Ci aspettiamo che chi arriva nei nostri paesi e sceglie di fare dell'Europa la propria casa
rispetti i nostri valori e non cerchi di imporci modelli di vita che non condividiamo. Riteniamo che questa sia la strada giusta per proteggere l'Europa e i nostri valori comuni e crediamo che milioni di europei condividano questa convinzione. Voi condividete questa convinzione? Scriveteci 340 670 9659. Andiamo su Il Giornale, perché mentre tutto questo accade, mentre la Meloni e la Fredriksen prendono posizione, signore e signori, noi andiamo a pagina 8 de Il Giornale. Io veramente, per favore, lo chiedo a Cerno con cortesia, Tomma, io ti stimo molto, però per favore, sti benedetti numeri di pagine del giornale, fateli almeno il triplo, perché giuro io non ci vedo più. Torniamo a noi, poi per il resto niente da dire sul giornale, ci mancherebbe. Però vi prego, sti numericchi, vi prego. No, ma lo devo scrivere pure a Felice Manti, guarda, perché se no non ci arriviamo più. Allora, per Sanchez, sondaggi disastrosi, siamo a pagina 8. A Ceuta, moschea in spiaggia, l'allarme, i socialisti scesi oggi al 25%, mentre popolari e destra avrebbero la maggioranza qualificata. Nell'enclave ancora 11.000 irregolari, 1.400 minori degli 80.000 sbarcati. Ma come, non erano rimasti in 2.000? Le regioni contro il piano. Sentite cosa scrivono Fausto Biloslavo e Francesca Galici. L'invasione di Ceuta, l'attacco alla sovranità dell'exclave spagnola in Marocco ha dato un duro colpo ai socialisti spagnoli che già prima non avevano alte preferenze tra gli elettori. Secondo il sondaggio NC Report, infatti, il PSOE, partito di Pedro Sánchez, perde campo e oggi vale 25%, mentre una possibile alleanza PP-Vox sarebbe già vicina a una maggioranza qualificata. Davanti a questi numeri è ben spiegato l'atteggiamento del governo Sánchez, che tenta di minimizzare quanto accaduto il 30 luglio. Ma a Ceuta ci sono ancora fino a 11.000 irregolari entrati con l'ondata degli 80.000, sono numeri ufficiali che il presidente della città autonoma Juan Jesús Vivas riferisce ormai da giorni, nonostante da Madrid abbiano ripetuto che erano rimasti per lo più minori, mentre tutti gli altri erano usciti dai confini dell'exclave in 48 ore. Ma la verità è un'altra, certificata da un rapporto interno sulla sicurezza UE citato dal quotidiano tedesco Die Welt, elaborato sulla base di informazioni provenienti tra gli altri da Frontex ed Europol e che è stato trasmesso anche alla Commissione europea. Nella città autonoma la normalità è ben lontana. Vivas in queste ore ha chiesto di confinare in un centro di trattenimento i migranti in attesa dei rimpatri, perché la situazione è tesa. Un'intera spiaggia della città è stata dedicata ai migranti, che vi hanno organizzato anche una moschea improvvisata, delimitata dai ciottoli più grossi. 3 subsahariani si prostrano verso la Mecca indicata da un tubo conficcato per terra. Tutt'attorno ci sono altri clandestini, resti dell'ondata del 30 luglio, che hanno trasformato la spiaggia del trampolin nell'ultima parte della carrettera Benitez in un grande bivacco. Niente di male se assieme ai marocchini pregano Allah, ma la moschea artigianale sulla spiaggia sembra quasi l'imprimatur dell'ultima invasione d'Europa. E diventa più preoccupante se la maggioranza degli 80.000 clandestini arrivati a Ceuta e costretti a tornare indietro sono originari o sono passati dalla regione attorno alla città di Fnidiek, che gli spagnoli chiamano Castillecos, a ridosso del confine con l'exclave spagnola. Una zona povera e disagiata, storica culla del jihadismo in Marocco. Ribadisco, storica culla del jihadismo in Marocco. Mo pensate a quello che va consigliando libri a tutto spiano. Allora, sono le 9:20. Senti Andrea, io avrei necessità di fare un momento, una piccola pausa tecnica, quindi se puoi mettere 2 o 3 canzoni e torno tra poco. Vi chiedo scusa perché è un piccolo momento di defiance. A tra poco. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Radio Libertà. Veniamo da una lunga storia e andiamo incontro al futuro con spirito libero per ascoltare tutti e per dare voce a tutti.
Porta con te ovunque Radio Libertà. Scarica la app per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiolibertà.net. Cosa aspetti? Quante volte si dicono parole che vorresti subito cancellare e nascono barriere che non cadono più, ferendo chi ci ama come hai fatto tu. Quante volte anche i più grandi amori soffrono le pene di questi errori, e quante volte ci si perde così in stupidi rancori per poi trovarsi soli. Gente come noi che non sta più insieme, ma che come noi ancora si vuol bene. Amori unici ma tanto fragili, storie vere e senza fine. È così difficile perdonare chi ti ha fatto piangere e stare male, ma c'è una vita sola e la vorrei con te, con tutti i suoi problemi, tutto quel che c'è. Gente come noi che non sta più insieme, ma che come noi ancora si vuol bene. Amori unici ma così fragili, storie belle che fanno male a tutti quelli che credono all'amore. Oh, ma spesso come noi sono persone sole, nel cuore stringono ricordi e brividi. Gente come noi che sogna ancora, la lontananza è peggio di una malattia. Se ami qualcuno che non c'è, in nome dell'amore non buttarlo via. Qualcuno ne morirà se non ritrova te. Ma che come noi ancora si vuol bene. Amori unici ma tanto fragili, storie belle che fanno male. Nel cuore stringono ricordi e brividi. Gente come noi che sogna ancora. Oh, gente come noi. Porta con te ovunque Radio Libertà. Scarica la app per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiolibertà.net. Cosa aspetti? Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
Un nuovo modo per sostenere la tua radio. Visita radiolibertà.net. Ti basta un click e potrai versare il tuo contributo volontario direttamente online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online su radiolibertà.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Libertà. La tua radio. Diamo voce alla nostra gente. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Stanco di perderti i tuoi programmi radiofonici preferiti? Vorresti la tua musica, le tue voci amate sempre con te, ovunque tu vada? Radio Libertà, l'applicazione che trasforma il tuo smartphone e tablet nella tua radio personale. Scaricala ora, è gratis per i dispositivi Android e iOS. Avrai tutta la programmazione quotidiana di Radio Libertà a portata di mano. Scopri di più su radiolibertà.net. Semplicemente la tua radio. Sempre più liberi con La tua radio è il nuovo sito che mette in prima pagina opinioni, firme, notizie, uno sguardo nuovo e originale sui fatti che ci circondano. Il nuovo quotidiano online. Semplicemente radiolibertà.net. In quanti ti promettono trasparenza, ma alla fine ti ritrovi sempre con la bocca chiusa e non puoi dire quello che pensi. Radio Libertà non ha filtri né censure, ascolta la gente e parla come la gente. Radio Libertà. In un mondo in cui i mezzi di informazione vanno verso una sola voce, una radio che di voci vuole averne tante. Pesca dalla rete, le interviste di Luisella Pescatori, detta La Pesca, con le freelance di Rete al Femminile, le voci fiere di una nuova prospettiva, ovvero segreti e consigli del lavoro autonomo declinato al femminile. Ogni mercoledì alle 15:30 su Radio Libertà, la tua radio. Ehi tu, non trovi più il segnale di Radio Libertà sulla tua radio DAB? Non disperarti, risintonizza. Sì, ma come? È facile, tasto menu, poi scegli il tasto corrispondente alla ricerca automatica dei canali, attendi qualche minuto e tutte le stazioni DAB della tua zona saranno disponibili. Un nuovo modo per sostenere la tua radio. Visita radiolibertà.net. Ti basta un click e potrai versare il tuo contributo volontario direttamente online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online su radiolibertà.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Libertà. La tua radio. Diamo voce alla nostra gente. Stanco di perderti i tuoi programmi radiofonici preferiti? Vorresti la tua musica, le tue voci amate sempre con te, ovunque tu vada? Radio Libertà, l'applicazione che trasforma il tuo smartphone e tablet nella tua radio personale. Scaricala ora, è gratis per i dispositivi Android e iOS. Avrai tutta la programmazione quotidiana di Radio Libertà a portata di mano. Scopri di più su radiolibertà.net. Semplicemente la tua radio. Porta con te ovunque Radio Libertà. Scarica la app per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiolibertà.net. Cosa aspetti? Per la tua pubblicità visita il sito radiolibertà.net.
un altro inventario, smonto la baracca e via, cambio zona itinerario, il mio indirizzo è la follia, c'è un infelice ovunque vai, voglio allargare il giro dei clienti miei, io vendo desideri e speranze in confezione spray. Seguimi, io sono la notte, il mistero, l'ambiguità, io creo gli incontri, io sono la sorte, quell'attimo di vanità, incredibile se vuoi, seguimi e non ti pentirai, sono io la chiave dei tuoi problemi, guai, sui tuoi mali, vedrai. La linea, Antonino. Grazie Andrea, si sono fatte le 9:31 minuti e 45 secondi, scusate un piccolo inconveniente tecnico. Allora, proseguiamo con la rassegna stampa qui sulle magiche onde di Radio Libertà. Antonino Danna al microfono con voi, andiamo su La Stampa, pagina 7, Russia escluso dalle elezioni, l'unico partito contro la guerra, la pace e estremismo. L'analisi di Anna Zafesova, la parola pace è definitivamente fuori legge in Russia, dove la Corte Suprema ha proibito al partito Yabloko, unica forza politica legale a invocare un cessate il fuoco, di partecipare alle elezioni alla Duma che si terranno tra circa un mese. I circa 500 giovani che cantavano canzoni pacifiste e scandivano vergogna nel centro di Mosca sono stati invitati a disperdersi in 2 minuti perché poi sarebbero stati portati al commissariato militare per un arruolamento forzato, è stata la promessa di uno dei poliziotti. Una decisione che sostiene chi sta portando il paese alla catastrofe, ha dichiarato il presidente del partito Nikolai Rybakov. I destinatari di questa accusa sono fin troppo chiari. La Corte Suprema russa, guidata dal fedelissimo di Vladimir Putin, Igor Krasnov, ha di fatto sancito che chiedere la fine dell'invasione dell'Ucraina equivale a una manifestazione di estremismo. Lo scontro al Cremlino tra falchi e meno falchi si è concluso con la vittoria schiacciante e forse definitiva dei primi. Il caso Yabloko ha diviso negli ultimi giorni i dissidenti russi in patria e all'estero. Uno dei più vecchi partiti russi di orientamento liberale, fondato dall'economista Grigori Yavlinsky, non è più riuscito a entrare nella Duma dal 2003, rimanendo al 2-3%. Vanta però attivisti locali dichiaratamente contrari all'invasione dell'Ucraina. Maxim Kruglov è stato condannato un mese fa a 7 anni di carcere per aver denunciato già nel 22 la strage di Bucha. Lev Schlossberg è in prigione in attesa di venire condannato ad almeno 5 anni. Le posizioni del partito sulla guerra sono rimaste abbastanza ambigue. Per esempio, Schlossberg ha sostenuto che l'Ucraina non può essere considerata vittima perché ha opposto resistenza e la pace chiesta da Yabloko lascia presupporre che i territori occupati restino annessi alla Russia. Yavlinsky ha anche criticato duramente Alexei Navalny, che da giovanissimo era stato suo militante per poi litigarci, quando era già in carcere, confermando la reputazione di Yabloko come di opposizione al guinzaglio. Molti dissidenti russi in esilio, come Garry Kasparov, hanno infatti chiesto di boicottare il voto come farsa politica. L'improvvisa autorizzazione a Yabloko di correre alle elezioni, questo è illuso, nessuno si è illuso che non fosse stata concessa dal Cremlino, ha però suscitato un entusiasmo inatteso. I social si sono riempiti di post di sostegno a Yabloko, numerosi critici del regime, tra cui molti esuli scappati dopo il 2022, inclusi i nemici giurati di Yavlinsky, come i leader di quel poco che resta del movimento di Navalny, hanno chiesto ai loro seguaci di mettere una crocetta al numero 2 della scheda elettorale. Il numero 1 ovviamente è il partito di Putin, Russia Unita. I commentatori si sono chiesti se Yabloko fosse nel migliore dei casi uno specchietto per le allodole, per poi mostrare il solito 2% come prova di una maggioranza favorevole alla guerra e nel peggiore una trappola per far venire allo scoperto estremisti e pacifisti illusi dall'improvvisa apertura del regime. Ma lo slogan pace e libertà, per quanto vago, è suonato troppo in contrasto con la propaganda militarista ufficiale. I ragazzi che ieri sera hanno cantato davanti alla Corte Suprema "Voglio che ci sia sempre il sole", canzone per bambini sovietica bandita dalla propaganda putiniana perché troppo pacifista, hanno probabilmente vissuto la breve ascesa di Yabloko come un'improvvisa speranza.
se probabilmente qualche spin doctor del Cremlino, forse vicino a Sergei Kirienko, il responsabile della politica interna di Putin, anche se altre fonti dicono che sia stato proprio lui a ordinare di bandire il partito indesiderato, possa aver deciso di usare Jabloko come valvola di sfogo, i falchi vicini ai servizi e all'esercito hanno considerato già solo l'apertura di uno spiraglio di dissenso come precedente troppo pericoloso. Il capo del partito Russia Giusta, Sergei Mironov, ha chiesto di bandire Jabloko perché invita alla resa ai nazisti ucraini. E un altro partito nazionalista russo, Rodina, ha inviato alla Corte Suprema un ricorso prontamente accolto anche dalla magistratura per censurare i nazional-traditori, come ha chiamati i pacifisti il suo leader Alexei Zuralivov. Il verdetto a quel punto era scontato. Jabloko è stato accusato di estremismo, finanziamento estero, violazione dei diritti d'autore per l'utilizzo sul suo sito di una foto, un carro armato in mezzo ai girasoli, che ingrandita in aula è risultata invece firmata. Ma lo svolgimento surreale del processo lampo non poteva incidere sul risultato. Il rischio di una campagna incentrata sul tema della pace si è rivelato troppo alto per il Cremlino, commenta la politologa Tatiana Stanovaja. Se è vero, come dicono a Kiev e negano a Mosca, che subito dopo il voto alla Duma Putin annuncerà una nuova mobilitazione per lanciare un'escalation nel Donbass, anche un micropartito di pacifisti tenuti al guinzaglio dei servizi può rivelarsi un lusso che in questo momento il regime non può permettersi. Lo lascio alla vostra valutazione e meditazione. Oh, perché? Perché, vedete, a volte i social possono servire a fare cose di questo genere, tipo per esempio lottare per la libertà di opinione, lottare per chiedere la fine di una guerra, oppure i social si possono esprimere, si possono usare per dimostrare al mondo, a popolo e paese, quanto si sia coglioni. Andiamo a pagina 17 del Corriere della Sera, e con questo rientriamo in Italia. Eccoci qua, guardate, ecco il Corriere della Sera, scrive la collega Floriana Rullo, che saluto, odio social contro i ciclisti, se la sono cercata i precedenti dell'investitore. Le reazioni in rete, oggi il 73enne davanti ai magistrati. Torino, se la sono cercate ancora, l'automobilista ha sbagliato, ma i ciclisti come si sono comportati da prepotenti padroni della strada. Non c'è solo chi condanna Giuseppe Campagna, l'uomo che sabato mattina ha travolto 6 ciclisti sulle strade di Lanzo Torinese, prima in retromarcia e poi dopo aver fatto inversione inseguendoli per poi colpirli di nuovo. Questa gente vota come voi, gode dei vostri stessi diritti, pensate. Dopo aver subito un atto che le autorità hanno delineato, questi qui che scrivono che ha fatto bene, sto dicendo, dopo aver subito un atto che le autorità hanno delineato come tentato omicidio, per le vittime è iniziato ora un secondo processo. Non in tribunale, ma nelle bacheche dei social, dove una parte consistente degli utenti ha deciso di ribaltare drasticamente la prospettiva. Non più soltanto un automobilista accusato della tentata strage, ma 6 persone che, secondo questa narrazione, avrebbero in qualche modo provocato la sua reazione. In molti hanno difeso il 73enne, ora agli arresti domiciliari, accusando i ciclisti di aver avuto in quella circostanza un comportamento arrogante e maleducato. Su Facebook e nei commenti addirittura il caso viene paragonato a quello di Grinzane Cavour, dove il gioielliere Mario Roggero uccise i rapinatori in fuga, diventando per molti in quel contesto un eroe. Se non chiedeva scusa, poteva essere candidato come il nuovo Roggero, chiosano alcuni utenti in rete. Abito in un paese con piste ciclabili, eppure i ciclisti stanno in strada. Quando glielo faccio notare mi mandano a quel paese. Dopo ti viene da pensare di dover giocare a bowling, scrive un utente. Parole che hanno trasformato i ciclisti in provocatori, capaci di far perdere la pazienza. E proprio come nel caso del gioielliere, la rete è stata capace di trasformare anche il 73enne in una sorta di idolo capace di farsi giustizia da solo. Ha fatto male, per carità, ma la gente è esasperata da questi gruppi che fanno i padroni e bloccano la circolazione. A volte la misura è colma. Lo Stato non fa rispettare le regole ai ciclisti che passano col rosso, si legge ancora. È normale che prima o poi qualcuno perda la pazienza e si faccia giustizia da sé. Ma voi vi rendete conto che gente gira in questo paese? Sì.
Tanti ci mettono nome e cognome, non giustifico l'investimento, ma questi formano plotoni, ti costringono a stare dietro a 10 km l'ora per chilometri, se la cercano. Fanno i prepotenti in mezzo alla carreggiata, poi pretendono rispetto, poi quando trovano quello che sbotta fanno le vittime. Intanto, mentre Campagna resta ai domiciliari, continuano le indagini coordinate dalla Procura di Ivrea. Questa mattina si terrà l'interrogatorio di garanzia, l'udienza di convalida dell'arresto davanti al giudice per le indagini preliminari. Dagli accertamenti emerge che il 73enne avesse già precedenti di violenza. Anni fa avrebbe aggredito un concittadino per un banale diverbio su un parcheggio. I militari stanno analizzando anche episodi analoghi avvenuti in primavera, dove un uomo anziano avrebbe preso di mira dei ciclisti. Nel frattempo 2 dei feriti sono stati dimessi, mentre gli altri 2 restano ricoverati al CTO di Torino. Credevo di morire, sono un miracolato, ha raccontato Sabatino Terracciano, che alle scuse di Campagna replica: deve pensare bene a quello che ha fatto. Ribadisco, questa è gente che ha i nostri stessi diritti, e consuma il nostro stesso ossigeno. Interessante. Desiree, i familiari contro lo Stato, parliamo ora di giustizia, pagina 16 del Corriere. Desiree, i familiari contro lo Stato, per la sua morte solo 75.000 euro. Roma, i parenti della sedicenne uccisa ne avevano chiesti 900.000, i legali faremo appello. Si aggiunge un nuovo capitolo alla drammatica vicenda di Desiree Mariottini, la ragazza di 16 anni trovata morta il 19 ottobre del 18 in uno stabile abbandonato a Roma in via dei Lucani nel quartiere di San Lorenzo. Desiree fu drogata con un mix di stupefacenti, abusata sessualmente mentre era incosciente e lasciata agonizzante senza ricevere soccorsi. Ma chi la uccise non è in grado di pagare alcun risarcimento perché non ha nulla. Per la famiglia della ragazza dunque si è aperto un altro doloroso capitolo. A processo per omicidio, violenza sessuale, cessione di droga, morte come conseguenza di altro reato erano finiti 4 uomini di origini africane. Quelli che a vario titolo le avevano venduto la droga, l'avevano stuprata e infine, non sapendo come rianimarla, l'avevano lasciata morire sul letto di quella casa abbandonata. La Cassazione ha confermato tutte le condanne: 22 anni a Mamadou Gara, 26 ad Alinno Cima, 18 per Brian Minte, ergastolo per Youssef Salia. Rimanevano però da definire i risarcimenti in sede civile. Nei giorni scorsi il giudice Claudio Patruno della seconda sezione civile del Tribunale di Roma ha rigettato le richieste dei legali della famiglia della vittima, che avevano chiesto allo Stato italiano circa 900.000 euro di risarcimento. Questo perché l'assassino di Desiree, Youssef Salia, risulta incapiente, cioè nulla tenente. La madre e la sorella della vittima si erano dunque rivolte tramite i propri legali allo Stato, chiedendo l'adempimento delle direttive UE in materia di risarcimento per crimini violenti. Alla famiglia però spetta solo l'indennizzo del Ministero degli Interni. Il Tribunale Capitolino ha sottolineato infatti in sentenza la differenza tra indennizzo e risarcimento, illustrando nelle motivazioni che lo Stato italiano sia adeguato alle direttive europee per quel che riguarda il risarcimento per crimini violenti, quando chi dovrebbe risarcire le vittime e i familiari non è in grado di farlo. E l'ha fatto tramite un fondo del Viminale, che nel caso di specie ha riconosciuto 25.000 euro per violenza sessuale e 50.000 per l'omicidio. Si legge infatti in sentenza: indiscutibile l'adeguamento normativo italiano, essendo l'attuazione della direttiva UE in Italia in base alle disposizioni con le quali lo Stato italiano ha corretto il tiro indennizzatorio, tesa proprio ad assicurare un indennizzo alle vittime di reati violenti. In altre parole, il risarcimento ha finalità di ripristinare la situazione preesistente al danno. L'indennizzo ha una mera funzione riparatoria, che non è necessariamente commisurata a ciò che è successo. Insomma, gli hanno messo un po' gli hanno dato l'aspirina e la chiudiamo qua. Alla madre e alla sorella della povera Desiree al momento spettano dunque solo gli indennizi al fondo del Viminale, da dividere col padre della vittima. Gli indennizi, infatti, non sono previsti per ciascun avente diritto, ma sono cumulativi. Va diviso pro quota nel caso di più familiari o di più vittime. L'interpretazione del Tribunale romano della direttiva europea, dunque, è che essa introduca un semplice indennizzo o rimborso a carico dello Stato e non un risarcimento del danno. I legali della famiglia hanno già annunciato che faranno appello. A loro dire, infatti, non sono state affatto rispettate le direttive UE in materia. Le norme italiane non sono ancora del tutto conformi ai principi europei. La parola passa dunque alla Corte d'Appello di Roma.
75.000 euro non pagano la vita di una ragazza, ma nemmeno 900.000 se è per questo. Però un minimo di giustizia bisogna dargliela a sta famiglia, a sta povera figlia soprattutto. Allora. Adesso andiamo su... dove andiamo? Dove andiamo? Andiamo su La Verità. La Verità, vi parlo del buon Ranucci, bomba per Ranucci, pagina 2 e 3. Inchiesta con sorpresa, bomba per Ranucci, arrestato la Vitola, tutti i messaggi tra i due amiconi, il GIP, l'attentato di cui il giornalista era ignaro, doveva lanciarlo in politica. Walter gli scriveva, gli attacchi ti portano consenso, pensate un po' voi. Il GIP evidenzia l'invio nei giorni successivi all'attentato di numerosi messaggi coi quali la Vitola da un lato evidenziava al giornalista i vari articoli di stampa che citavano piste investigative legate alla criminalità organizzata, dall'altro tentava di convincere l'amico a far richiesta di un potenziamento alla sua tutela, mostrandosi molto preoccupato per i rischi che a suo giudizio stava correndo. Detti in poche parole, il presunto attentatore depistava la sua presunta vittima verso altre piste. Va detto anche che nell'ordinanza viene messo nero su bianco che è indubbio che il progetto perseguito dalla Vitola fosse strumentale a garantirsi un posto di rilievo nel panorama politico. Ma colpisce la mole di messaggi tra Ranucci e la Vitola, alla quale il GIP ha dedicato un capitolo dell'ordinanza lungo più di 20 pagine, che la Toga commenta così. I messaggi presenti sul telefono dell'indagato sono la dimostrazione del rapporto che si era instaurato tra la Vitola e la persona offesa Ranucci. La Vitola si pone nei confronti di Ranucci come una persona sempre disposta a sostenerlo e difenderlo di fronte a difficoltà lavorative e al contempo, ogni qualvolta il giornalista condivide con lui i successi televisivi, come un adulatore e suo grande estimatore. E dal contenuto dei messaggi il conduttore di Report non appare immune alle lusinghe dell'amico sulla sua possibile discesa in campo, che sono proseguite per almeno un anno senza che Ranucci mettesse un punto sull'argomento. Dall'esame della chat intercorsa tra i due sull'applicazione WhatsApp, si legge nell'ordinanza, in data 29 luglio del 24 alle 10, 41 e 46, Ranucci inoltrava alla Vitola un articolo sugli ascolti alla sera precedente che il conduttore commentava così. Ieri in terza replica, partiti dal 2%, con Olimpiadi e medaglie italiane, abbiamo fatto 5-6, battuto in onda sulla 7 che ha fatto 4-2. In risposta a ciò, la Vitola alle 11:52 incalzava il giornalista dicendo che poteva essere giunto il momento di andar via verosimilmente dalla RAI. Sarebbe il momento di andarsene, suscitando la risposta preoccupata di Ranucci. Sì, infatti stanno facendo del tutto per mandarmi via, ore 11:13:06, che evidenziava il tentativo di qualcuno di estrometterlo dalla conduzione di Report. Subito dopo la Vitola ribatteva affermando che una tale eventualità poteva avere solo riflessi positivi. Faresti bingo! 3 punti esclamativi. In quanto gli avrebbe garantito una cospicua buonuscita economica, una buonuscita da botti, per poi fare il presidente dopo 2 anni, cioè alle prossime elezioni politiche. E tra 2 anni fa il presidente. La Vitola continuava a coltivare il progetto di far candidare il proprio amico giornalista anche nei mesi successivi, cercando di convincerlo alla sua discesa in campo. Il 17 ottobre del 24 il presunto mandante dell'attentato prova a chiamare l'amico sull'applicazione WhatsApp, ma Ranucci non rispondeva. Successivamente gli chiedeva se stesse bene, ore 10:24, io sono tornato, non mi rispondi da un po', stai bene, tutto ok? E Ranucci gli rispondeva dopo alcune ore di trovarsi in difficoltà su tutto, ma che sarebbe andata avanti, ore 15:41, in difficoltà su tutto, ma vada avanti. Alla domanda di La Vitola se potesse essere utile in qualche modo, posso essere utile? Il giornalista rispondeva con una battuta, gli chiedeva di prestargli Gomez, suscitando l'ilarità di La Vitola. Gomez è il camerunense, il braccio destro di La Vitola. Da tale affermazione, chiose il GIP, è facile dedurre che Ranucci conoscesse Gomez Clesio Tavares, il suo ruolo di factotum al servizio della Vitola, la sua attività di guardaspalle che avrebbe voluto utilizzare contro coloro che lo stavano mettendo in difficoltà. Che Ranucci conosca Gomez almeno dal gennaio del 22 emerge da un messaggio che il 25 gennaio del 25
La Vitola inviava al conduttore, con cui trasmetteva la fotografia di loro tre abbracciati che si scattano verosimilmente un selfie. La foto era stata trasmessa a sua volta alla Vitola da Gomez, accompagnata dalla seguente frase: questa foto mi è uscita stamattina con la scritta il meglio di gennaio 2022. Ma torniamo indietro al 17 ottobre del 24, quando alle 22:29 Ranucci invia alla Vitola una serie di fotografie scattate durante la presentazione del suo libro a Foggia e commenta soddisfatto che a tale evento hanno partecipato 600 persone e che altre 300 sono state mandate via verosimilmente per ridotta capienza dei locali. L'ex direttore dell'Avanti risponde che questi incontri gli sembrano dei test di campagna elettorali, come quelli che si fanno negli USA. Ore 23:30, questi mesi mi sembrano tanto un test di campagna elettorale come si fanno negli Stati Uniti, ricevendo la risposta divertita del giornalista con una serie di emoticon. Poi la Vitola alle 22:31, sentite che roba, inviava a Ranucci uno dei messaggi con cui tentava di convincerlo a candidarsi, affermando che sarebbe, se non l'unico, uno dei pochissimi leader in grado di guidare il paese. Walter non dice sempre cose sbagliate, oggettivamente saresti, se non l'unico, uno dei pochissimi leader potabili per questo paese. Il 20 ottobre del 2024 la Vitola insisteva con le battute tese ad adularlo e convincerlo a candidarsi alle prossime elezioni politiche, rispondendo ad alcuni messaggi di Ranucci. Il discorso di Capodanno che farai potrebbe anche fare di più. Il progetto di candidare l'amico conduttore alle future elezioni politiche iniziava ad assumere maggiore concretezza nel gennaio del 25, quando la Vitola gli comunicava che aveva in animo di commissionare un sondaggio sulla popolarità dei personaggi pubblici, finalizzata a verificare l'indice di gradimento del giornalista, propedeutico a una discesa in campo politico. Infatti, all'interno della predetta chat WhatsApp, mettendo come parola chiave in ricerca sondaggio, il primo risultato restituito dal sistema sale al 18 gennaio del 25, lo stesso giorno in cui avviene l'inoltro dei 3 messaggi citati dal GIP, alle 17:27, quando la Vitola comunicava a Ranucci la sua intenzione di fare commissionare un sondaggio sulla popolarità dei personaggi. Appena ho un po' di soldi, io faccio commissionare un sondaggio sulla popolarità dei personaggi. Vogliamo scommettere sui risultati? Vabbè, mi sembra una vicenda così piccola, ve lo posso dire, una vicenda così... Ma... Sì, vabbè, e quindi? E quindi? Non so, non so. Allora, io devo trovare adesso un'altra cosina che avevo letto sui giornali, ora non mi ricordo più dov'è, ma dovremmo trovarla perché è interessante. È interessante, questo lo vediamo alla fine, il panettone col gelato. Ma a voi piace il panettone col gelato? Devo dire la verità, mi è capitato di assaggiare il pandoro col gelato d'estate, quello non è male, non è affatto male. Vediamo un attimo se troviamo qua questo pezzo. Anucci, no, ne abbiamo già parlato. Vediamo un attimo se riusciamo a trovare questa notiziola, è vero? No, qua si parla ancora una volta della povera volta del delitto di Garlasco. Forse aveva ragione, come si dice? Aveva ragione Christian De Sica qualche tempo fa quando diceva almeno la sera guardavamo le Kessler negli anni 60 e oggi invece tutte le sere si parla di Garlasco, il che vediamo dov'è. Oh, me l'ero segnato, benedetto Dio, ve lo giuro, io quando non riesco a trovare una cosa che mi ero segnato, impazzisco.
Dove sarà? Dove sarà? Non lo so. Cavolo, possibile che non la trovo io questa notizia indietro? Sfoglia le testate. No, qua non c'è niente. Corriere della Sera. Allora, c'è un retroscena che io avevo trovato su una delle testate, ora non mi ricordo quale, ma tra poco la troviamo, e si parla di, ecco qua, Salvini e le tensioni nel partito, così Pontida diventa un test, clima teso al direttivo Lombardo, il leader rincalzato, no in caduta libera, lascia. Siamo a pagina 15 del Corriere. Forse mai come ne scrive Cesare Zapperi, forse mai come nel direttivo Lombardo di venerdì scorso, Matteo Salvini si è sentito ripetere con toni e parole diverse l'invito a passare la mano. È il segno di settimane, se non mesi, difficili per la Lega, in calo di consensi, alla ricerca di nuovi spazi politici a fronte dell'arrembante ascesa di futuro nazionale dell'ex vice segretario Roberto Vannacci. Sullo sfondo, sempre più vicino, un raduno di Pontida che stavolta rischia di trasformarsi in un crocevia decisivo per le sorti del partito. Salvini aveva inusualmente convocato il direttivo Lombardo proprio per cercare un chiarimento con i malpancisti e per ripartire proprio dal sacrosuolo bergamasco con una squadra rinnovata come da suo annuncio alla conquista della doppia cifra che considera ancora alla portata di mano. Ma l'esito della riunione non è stato proprio in linea. No, la telefonata la prendiamo dopo le 10, mi dispiace, scusatemi, quando io vi dico che apriamo il telefono dopo le 10 non è per capriccio, ma perché stiamo facendo la rassegna stampa, quindi abbiate la cortesia, per favore, di usare il telefono dopo le 10. Quindi no, mi dispiace, ma se ne parla dopo. Torniamo a noi. Salvini aveva inusualmente convocato il direttivo Lombardo proprio per cercare un chiarimento con i malpancisti e per ripartire proprio dal sacrosuolo bergamasco con una squadra rinnovata, come da suo annuncio alla conquista di quella doppia cifra che considera ancora a portata di mano. Ma l'esito della riunione non è stato proprio in linea con gli auspici, perché se è vero che raramente si è udito invocare le dimissioni di un leader, certo è stata una primizia assoluta sentire nel Sancta Sanctorum leghista di Via Bellerio una vice segretaria federale, Silvia Sardone, derubricare l'autonomia differenziata, una delle battaglie fondative del Carroccio e comunque l'unica riforma approvata dal centrodestra in questa legislatura, come qualcosa che non interessa nulla alla gente. Parole che sono suonate sacrileghe nei giorni in cui si ricorda Gianfranco Miglio, l'ideologo della Lega federalista scomparso 25 anni fa. Il ministro degli affari regionali e le autonomie, Roberto Calderoli, da anni impegnato in un faticoso e logorante lavoro di tessitura di una tela ancora non completata del tutto, ha subito rimbrottato la deputata europea mentre il segretario non ha fatto un plissé con parole forti, ricordandole en passant la diffidenza nei confronti di quelli che cambiano partito con facilità. Sardone proviene da Forza Italia. Ma quell'uscita è giudicata infelice anche per ragioni familiari, visto che l'attuale marito Davide Caparini è un leghista di quelli duri e puri e delle origini, mentre il padre Bruno Caparini, indipendentista ad hoc, ospitava Umberto Bossi a Ponte di Legno ad agosto, è stata solo la punta più elevata di un confronto serrato e a dir poco franco, protrattosi per 5 ore. Nelle intenzioni di Salvini tutto avrebbe dovuto rimanere confinato nei poco confortevoli ambienti della sede leghista, ma il passaparola ha preso il sopravvento e di bocca in bocca ha portato all'esterno i contenuti di un dibattito in cui è parsa evidente la spaccatura tra gruppo dirigente del partito, da Salvini a Sardone, passando per i deputati Luca Toccalini, Paolo Formentini fino alla ministra Alessandra Locatelli e i quadri lombardi. In particolare si sono fatti sentire 4 dirigenti locali, segretari provinciali Fabrizio Sala di Bergamo e Roberta Sisti di Brescia, i sindaci Renato Pasinetti, Travagliato, Giovan Maria Fiocchini, Pertica Alta. In comune, seppur declinato con argomentazioni diverse, un ragionamento diretto al leader Salvini. Il partito è in caduta libera, serve un cambio al vertice. C'è chi ha parlato di stanchezza, chi di scelte sbagliate, quella di puntare su Vannacci. A supporto è intervenuto l'ex deputato bergamasco Daniele Belotti, ricordando come Umberto Bossi e Roberto Maroni, pur in 2 situazioni ben diverse, avvertirono la necessità di farsi da parte per il bene della Lega. In silenzio il governatore lombardo Attilio Fontana, ma le sue uscite critiche sono state numerose. Polemico in stile curiale il segretario lombardo Massimiliano Romeo.
Salvini, dopo il suo intervento introduttivo di 45 minuti, ha ascoltato gli oltre 30 interventi e ha chiuso a tarda serata il confronto dando a tutti appuntamento a Pontida, che con queste premesse conferma di essere ancora una volta snodo decisivo della lunga storia della Lega. Pausa, ci sentiamo un bel pezzo musicale, ci sentiamo Gianna Nannini con Fotoromanza e al termine avremo Qui Parlamento. A tra poco. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. In quanti ti promettono trasparenza, ma alla fine ti ritrovi sempre con la bocca chiusa e non puoi dire quello che pensi? Radio Libertà non ha filtri né censure. Ascolta la gente e parla come la gente. Un nuovo modo per sostenere la tua radio. Visita radiolibertà.net. Ti basta un click e potrai versare il tuo contributo volontario direttamente online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online su radiolibertà.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Libertà. La tua radio. Diamo voce alla nostra gente. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. In quanti ti promettono trasparenza, ma alla fine ti ritrovi sempre con la bocca chiusa e non puoi dire quello che pensi? Radio Libertà non ha filtri né censure. Ascolta la gente e parla come la gente. In quanti ti promettono trasparenza, ma alla fine ti ritrovi sempre con la bocca chiusa e non puoi dire quello che pensi? Radio Libertà non ha filtri né censure. Ascolta la gente e parla come la gente. Stanco di perderti i tuoi programmi radiofonici preferiti? Vorresti la tua musica, le tue voci amate sempre con te, ovunque tu vada? Radio Libertà, l'applicazione che trasforma il tuo smartphone e tablet nella tua radio personale. Scaricala ora, è gratis per i dispositivi Android e iOS. Avrai tutta la programmazione quotidiana di Radio Libertà a portata di mano. Scopri di più su radiolibertà.net. Semplicemente la tua radio. In quanti ti promettono trasparenza, ma alla fine ti ritrovi sempre con la bocca chiusa e non puoi dire quello che pensi. Radio Libertà non ha filtri né censure. Ascolta la gente e parla come la gente. Ehi tu, non trovi più il segnale di Radio Libertà sulla tua radio DAB? Non disperarti, risintonizza! Sì, ma come? È facile, tasto menu, poi scegli il tasto corrispondente alla ricerca automatica dei canali, attendi qualche minuto e tutte le stazioni DAB della tua zona saranno disponibili. Porta con te ovunque Radio Libertà. Scarica la app per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiolibertà.net. Cosa aspetti? Per la tua pubblicità visita il sito radiolibertà.net. Se la sera non esci, ti prepari un panino mentre guardi la TV. Anche tu ti addormenti con qualcuno che alla luce del giorno non conosci più. Anche tu ti telefono no, poi morale in cantina. Mi telefoni o no, chissà chi vincerà. Poi se ti diverti, non la metti da parte un po' di felicità. Anche tu, io vorrei sognarti, ma
ho perduto il sonno e la fantasia. Anche tu. Ti telefono no, io non cedo per prima. Mi telefoni o no, chissà chi vincerà. Questo amore è una camera è un palazzo che brucia in città. Questo amore è una lama sottile, è una scena rallentatore. Questo amore è una bomba all'hotel. Questo amore è una finta surreale. Qui Parlamento. Grazie Presidente. Oggi votiamo un provvedimento molto eterogeneo, molto atteso dai territori, che coinvolge gran parte delle realtà agricole e che stanzia veramente tante e importanti risorse per lo sviluppo del nostro sistema produttivo primario. Si tratta di oltre 1.200 miliardi. Risorse che verranno assegnate già a partire da quest'anno, e questo giustifica il fatto che oggi è il 6 agosto e siamo qua a votare questo provvedimento, perché ci sono risorse per il 2026, ma anche risorse programmate per i prossimi anni, e questo vuole dare stabilità, continuità alle erogazioni. Si tratta quindi di un provvedimento che vuole dare sostegno, non un sostegno saltuario, ma un sostegno che si protrae, che permette al mondo agricolo di programmare, di strutturare gli investimenti anche per il futuro, di organizzarsi per innovare. Quindi è un sostegno vero per l'agricoltura, per un'agricoltura in evoluzione. Abbiamo stanziato 70 milioni che vanno a incrementare quel fondo per la sovranità alimentare così importante, perché si differenzia su due ambiti: gli investimenti necessari che servono per dare un approvvigionamento sufficiente e diversificato di prodotti agricoli attraverso l'aumento della produzione agricola nazionale, quindi rafforzando la produzione e la filiera locale e puntando a preservare quelle che sono le aree rurali interne dallo spopolamento e dal dissesto idrogeologico. Questo era quello che abbiamo già fatto, Presidente, con l'approvazione della legge 24 del 2024, che oltre a istituire la Giornata Nazionale dell'Agricoltura, riconosce il ruolo dell'agricoltore quale guardiano e protettore del territorio, del paesaggio, nella prevenzione, il suo ruolo nella prevenzione del dissesto idrogeologico e nella tutela della biodiversità, anche se qualcuno dall'altra parte dell'aula dice che a noi non interessa. E poi con questo fondo per la sovranità alimentare potenziamo la produttività e la competitività delle imprese agricole, sostenendo colture di interesse strategico e gli investimenti innovativi destinati alle nuove strutture tecnologiche necessarie anche e soprattutto per l'allevamento dei vitelli autoctoni. Questa misura e le successive rispondono quindi all'esigenza importante del nostro Paese, che è la sovranità alimentare, cioè il diritto dei paesi di definire le proprie politiche agricole del cibo, proteggendo le produzioni locali e gli allevamenti autoctoni, ma anche per realizzare una maggiore sicurezza alimentare. E su questo ribadisco e punto l'attenzione, perché è una tematica molto complicata, anche dal punto di vista dell'approccio, diciamo, giornaliero, quotidiano, per quelle che sono le minacce geopolitiche. Le abbiamo viste per quello che riguarda l'aumento esorbitante del costo dei fertilizzanti, e le abbiamo viste anche ieri proprio in quest'aula per quello che riguarda la problematica energetica, e le abbiamo viste per quello che riguarda la crisi idrica, per la quale servono interventi concreti, servono opere che possano preservare l'acqua piovana, i reflui, e raccoglierla senza intaccare le riserve sotterranee. Servono dighe, servono invasi, servono bacini artificiali, e non il negazionismo ecologista di chi non le vuole, magari per non turbare specie di animali infestanti e non autoctoni.
E quindi io ringrazio il ministro Salvini che ha confermato l'investimento di 6 miliardi di euro per 733 interventi, ma ha anche annunciato proprio un mese fa nuove misure per quasi 2 miliardi di euro per affrontare la crisi idrica, migliorare le reti di acqua potabile e rafforzare la sicurezza degli approvvigionamenti, interventi più che mai necessari e urgenti che rispondono all'allarmismo di facciata della sinistra ecologista che però si oppone a tutto e blocca le opere. Poi in questo provvedimento, proprio per affrontare la crisi idrica e andare incontro agli agricoltori, abbiamo prorogato l'entrata in vigore di quella parte che è il deflusso ecologico, che è quella parte che supera il deflusso minimo vitale, e questa proroga serve all'agricoltura perché concede più tempo per armonizzare la tutela ecologica dei corsi d'acqua con le esigenze irrigue del comparto agricolo, fortemente provato dalle crisi idriche. Poi ci sono altre misure, Presidente, su cui farò una carrellata. C'è il credito d'imposta per i nuovi contratti di filiera per produrre frumento e cereali di origine italiana. Sono 10 milioni che vanno a vantaggio di concludere accordi di medio-lungo termine dai 3 ai 5 anni con pianificazione del prezzo, requisiti qualitativi della produzione e condivisione del rischio. In questo modo, questo è un modello per dare stabilità e giusta remunerazione ai produttori di cereali, ai nostri agricoltori, perché possono produrre alimenti di qualità e in questo modo però avere la possibilità di sapere a chi possono venderlo, avere già un accordo di filiera che va incontro proprio a quella che è la qualità richiesta dall'industria, richiesta da chi deve produrre la pasta, richiesta quindi da chi deve produrre i nostri migliori prodotti del nostro agroalimentare. Similmente un credito d'imposta previsto anche qui per un'innovazione, per l'acquisto di attrezzature, macchinari, impianti che migliorino la produzione. Poi ci sono 100 milioni di euro per la produzione della carne bovina e della linea vacca-vitello. 150 milioni per l'imprenditoria agricola giovanile e femminile, 35% a fondo perduto e 65% con i prestiti agevolati. Vedevo che dalle opposizioni chiedevano queste misure. Leggete il disegno di legge, ci sono già. 300 milioni vanno per una importante comparto della nostra agricoltura, che è il piano olivicolo nazionale, con cui si vuole favorire il reimpianto di oliveti con varietà resistenti o l'insediamento di altre colture per ripristinare la capacità produttiva delle aziende agricole, soprattutto pugliesi, nelle zone distrutte dalla xylella. E per questo viene assegnata anche un'attività di assistenza tecnica ad opera di Agea e si introduce un commissario straordinario. Grazie a un emendamento della Lega si tutelano anche gli oliveti destinati a regimi di qualità e si vieta la distruzione di oliveti che vadano a pregiudicare il terreno agricolo con impianti fotovoltaici. Questo lo dico perché vogliamo tutelare il terreno agricolo anche nella zona della Puglia, nella zona dei nostri principali oliveti. Poi ancora sostegno alle imprese colpite da epizoozie e fitopatie che abbiano subito danni nel 2025 e poi 1 milione di euro per le attività di recinzione e altre strutture temporanee per il contrasto alla peste suina africana. Per quello che riguarda il ricambio generazionale, perché vogliamo guardare al futuro e vogliamo che i giovani agricoltori continuino ad essere quello che sono i più performanti nella gestione dell'agricoltura, abbiamo garantito l'accesso alla terra con il censimento delle terre incolte e abbandonate. Sono previsti investimenti anche per l'innovazione tecnologica dell'agricoltura, sia tramite il Consiglio per la ricerca in agricoltura, ma anche con 1,5 milioni di euro assegnati agli istituti tecnici agrari, in cui ci sarà il rinnovo di impianti e macchinari a scopo didattici. Vogliamo che i ragazzi conoscano l'agricoltura, c'è già con il servizio civile, diciamo, in agricoltura, ma e così capiscano quanto è nuova e quanto è moderna la nostra agricoltura. Poi si amplia, sempre grazie a un emendamento della Lega, il novero delle attività riconducibili all'enoturismo e all'oleoturismo, introducendo la parte relativa all'ospitalità, a condizione che tale attività sia esercitata appunto da imprese agricole fuori dai centri abitati con più di 50.000 abitanti. Si interviene poi sul testo unico del vino con l'obiettivo di aggiornare e perfezionare il quadro normativo nazionale attraverso interventi
specifici di tipo definitorio, tecnico, sistematico. Abbiamo anche proprio ultimamente approvato l'emendamento anche sull'aceto. Non mancano, sono state richieste dalle opposizioni, alcune semplificazioni amministrative per ridurre i tempi burocratici e agevolare l'accesso ai fondi pubblici facilitando la digitalizzazione. In particolare le istruttorie nei centri autorizzati di assistenza agricola diventeranno immediatamente esecutive le pratiche che non necessitano di valutazioni discrezionali. Così diamo risposte più rapide alle aziende agricole e risposte più efficienti. E poi nell'ambito del procedimento sanzionatorio introduciamo il meccanismo della preventiva diffida. Senza la sanzione si dà una diffida in modo da sanare quelle che sono le condotte che vengono considerate censurabili. Quindi per tutti questi motivi, Presidente, dichiaro il voto favorevole del gruppo Lega in nome di una sovranità ed un'autonomia alimentare che deve essere sempre più perseguita, mantenendo però alto il livello della qualità dei prodotti della nostra agricoltura, che va tutelata, resa più moderna, resa più innovativa e soprattutto attrattiva per le giovani generazioni. Non è solo l'agricoltura del settore primario, non è solo custodia del territorio, ma è anche ricchezza economica, perché il settore agricolo rappresenta più di 1 milione di aziende agricole, di cui 1/3 a guida femminile, e il sistema agroalimentare rappresenta fra il 2% e il 15% del PIL. Ringrazio quindi il Ministro Lollobrigida, il Sottosegretario La Pietra ed Eremo, il Presidente Carloni per tutta la grande disponibilità che hanno avuto nel seguire questo provvedimento. Grazie onorevole. Qui Parlamento. A te la linea, Antonino. Grazie Andrea. Allora, noi ci avviamo alla conclusione del nostro spazio, sono le 10, 17 minuti e 13 secondi. Chiudiamo con 2 cose. La prima, la verità, l'intervista a Carmelo Burgio, il candidato generale dei Carabinieri, candidato da Vannacci alla sindacatura in quel di Milano. Milano a tolleranza zero, mi può bastare 0,5. L'ex Parà, candidato di Futuro Nazionale del capoluogo lombardo. Quando parlo di rastrellamenti intendo servizi di polizia ad alto impatto, la sinistra non sa più scherzare, non farò lo sceriffo, ma gli stranieri dopo il crocifisso vorranno levarci le chiese. Io ho letto questa intervista e sono pienamente convinto che la Costituzione della Repubblica Italiana debba essere attivata e attuata nella parte in cui prevede il divieto da parte il divieto di iscrizione di militari, ambasciatori e anche, come si dice, giudici ai partiti politici, perché se no qui cominciamo ad avere una pericolosa deriva che non fa bene alla democrazia. Io ho l'idea che un generale dei carabinieri vestito da generale dei carabinieri rilasci un'intervista sulla città di Milano, credo che stiamo travisando il confine tra fare il militare e fare il politico e francamente non mi suona bene. Comunque lui che cosa dice a Carnieletto, al collega Carnieletto? 1 anno fa ho detto che gli stranieri, anche se sfruttati, baciavano per terra perché venivano a lavorare da noi, che già è una cosa alquanto opinabile. Poi impercettibilmente hanno cominciato a chiedere cibo speciale, niente crocifisso. Noi abbiamo sempre detto sì. Questa è la mia risposta. Se uno ha ottenuto che venisse tolto il crocifisso dalla scuola e anche il presepe, e se ha ottenuto la festa del Ramadan al posto del Natale, perché domani non può chiedere di togliere le chiese? Allora dico, se si può fare qualcosa per evitare questa andazza e magari invertire la tendenza, carichiamoci di questa responsabilità. Quindi che fa? Va lui e fa un decreto legge sui crocifissi? Non lo so. La sua è una candidatura che ha quindi come primo punto quella della sicurezza e della lotta all'immigrazione, in particolare islamica. La sicurezza sicuramente, i milanesi sostengono che sia per loro il più grande problema, quindi sulla sicurezza dobbiamo intervenire. So benissimo che è responsabile il prefetto, cioè lo Stato. Se mai dovessi diventare sindaco so che non potrò mettermi a fare lo sceriffo, però certo devo essere dalla parte dello Stato. Un sindaco, a mio parere, deve lavorare al fianco del prefetto, sostenerlo con la parola e con i mezzi. I suoi vigili urbani devono collaborare strettamente con le forze nazionali, che è quello che già fanno, peraltro. E i rastrellamenti, chiamiamoli come si dice nei documenti di polizia, servizi ad alto impatto.
Si tratta di mettere in una zona della movida 100-200 carabinieri, poliziotti, finanzieri, vigili urbani per intervenire in massa. Non dico ristabilendo la tolleranza zero, ma già lo 0,5 andrebbe benissimo. Li chiami come vuole, la sostanza è la stessa, o meglio, c'è una sola differenza, una sola. Questi servizi li intendo così: se uno rompe il posto di blocco gli si corre dietro, qualcun altro invece ritiene che basti prendere il numero di targa. Questa è l'unica differenza. E poi quando arriviamo in tribunale vediamo che cosa dice il giudice generale. Il Partito Democratico ha subito urlato allo scandalo, sentendo parlare di rastrellamenti, però sono strumentalizzazioni. La politica italiana dovrebbe imparare anche a saper scherzare. Questo è fondamentale. Né io né il signor general Vannacci pensiamo assolutamente di ridurre la libertà dei cittadini. La politica italiana dovrebbe imparare anche a saper scherzare. Quindi, mi scusi, signor generale, il 16 di ottobre del 1943 erano dei buontemponi quelli che hanno caricato gli ebrei del ghetto di Roma e li hanno spediti in Germania a morire nei forni? Dovevano essere dei comici di proporzioni veterotestamentarie, proprio divertentissimi. Ecco, quando qui si travalica, quando qui trasformiamo l'uso del verbo rastrellare col suo carico storico di dolore e di vergogna in saper scherzare, e mi pare che lei non sia affatto adatto a fare il politico. Valditara dà pessimi voti a Vannacci, chiudiamo qui con la verità, col ministro Valditara che, grazie a Dio, è una persona seria, le sue idee frigge male le nostre, il ministro, la revoca della cittadinanza a chi compie reati, l'ha già fatta la Lega. A noi piace pensare di essere veramente tradizionali, come ci divertivamo noi da ragazzini sulla spiaggia costruendo no, questo è Vannacci, dov'è il ministro Valditara che non vedo niente? Ecco, stupisce che sull'immigrazione Vannacci proponga la revoca della cittadinanza per gli italiani di origine straniera che commettano reati, ignorando che è già stata introdotta da Matteo Salvini nel 2018 ed è contenuta in una proposta di legge della Lega già calendarizzata alla Camera con trattazione urgente. Questa proposta prevede, fra l'altro, che non si possa concedere la cittadinanza a chi abbia commesso una serie di reati e contempla una procedura più rigorosa per la stessa concessione. Ma il ministro leghista incalza: stupisce che affermi che il governo avrebbe regolarizzato immigrati clandestini, quando in realtà l'ultima regolarizzazione fu fatta dal governo Conte 2, che nel 2020 mise in regola, come ha fatto Sanchez in Spagna, 145.000 immigrati irregolari. Il governo Meloni non ha mai fatto niente di simile. Infine è strano che proponga di chiudere le frontiere ai clandestini. E quanto sta facendo l'attuale governo? L'immigrazione irregolare è crollata dal 1 gennaio al 10 agosto del 55% rispetto allo stesso periodo del 25, da 37.000 a 17.176. Nel 25 gli immigrati irregolari erano già diminuiti del 37% rispetto al 22, 66.316 contro 105.131. Basta, con questo finiamo. Senti Andrea, io tolgo la condivisione schermo e passo con il video, metto la webcam, abbiamo una telefonata allo 0292947222, la prendiamo immediatamente, grazie. Pronto, chi è là? Eccomi, Michele Caruso. Michele carissimo, dimmi tutto. Bonjour, un saluto noblesse oblige, madame, monsieur, comment ça va bien, ladies and gentlemen, good morning. Eccoci qui, dunque, quest'estate che ormai volge verso il Ferragosto, dopodiché andrà scemando, e io me la sto godendo sulle spiagge incontaminate tra il mare cristallino di Isola di Caporizzuto in provincia di Crotone dalle nostre parti, caro Antonino. Beato te. Bene, vado con il punto di Michele Caruso, vai, che abbiamo poco tempo, vai. Pensato a Ranucci, arrestato la Ditola, voleva favorire la scelta politica del conduttore di Report. Il giornalista non sapeva niente, vittima di manipolazione. Svolta dell'inchiesta sulla bomba a casa del giornalista, imprenditore ed ex faccendiere, finisce in carcere. Il complice Tavares è latitante in Africa. Per i carabinieri l'ex direttore dell'Avanti era presente al primo sopralluogo a casa. Per il tribunale l'esplosione serviva ad accelerare i progetti politici e poi assicurarsi un ruolo di primo piano. L'avvocato del presentatore è parte offesa, ma usano richiesta per andare contro Report. Voleva accrescere la popolarità di Sigfrido Ranucci tout court,
favorire l'ascesa politica lontano da ogni qualsiasi forma di hubris ad hoc, una bomba che doveva apparire come un atto intimidatorio, ritorsivo, comunque un avvertimento rivolto al giornalista per intimorirlo rispetto alla prosecuzione delle sue inchieste, ma mai per porre in effettivo pericolo l'incolumità del giornalista. È la ricostruzione in forza della quale la giudice per le indagini preliminari di Roma, Iole Moricca, ha firmato l'ordinanza che ha mandato in carcere Walter Lavitola, imprenditore, ex giornalista e ex faccendiere, accusato di essere il mandante dell'attentato esplosivo al conduttore di Report, avvenuto il 16 ottobre 2025, davanti alla sua abitazione di Pomezia. Alla Lavitola viene contestato in concorso di detenzione porto in luogo pubblico utilizzo di un ordigno esplosivo aggravato dal metodo mafioso. Il Tribunale ha disposto il carcere anche per il socio fatto di Lavitola del Camerunense Gomez Plesio Tavares, attualmente latitanti in Africa. A giugno erano state già eseguite misure cautelari nei confronti di 3 uomini e una donna, tutti di origine campana, ritenuti gli esecutori materiali. L'esplosione doveva servire per accelerare i progetti di Lavitola in ambito politico, progetti che avevano come centro Pupo Ranucci, ma se l'imprenditore si è difeso in queste settimane dicendo che se era stato lui il mandante, allora voleva dire che era stato d'accordo anche Ranucci, sottolinea la Gippa Morricca. Allo Stato non è emerso alcun elemento per ritenere che il giornalista fosse d'accordo con Lavitola. Ranucci insomma non sapeva nulla di queste trame con il suo futuro politico. Il GIP pertanto sarebbe un'iniziativa autonoma dell'ex faccendiere, finalizzata ad avere un ipotetico ruolo in futuro. Se infatti lo scopo era quello di favorire l'ascesa politica del giornalista Ranucci ed evidentemente assicurarsi per sé un ruolo di primo luogo nel nuovo scenario politico ipotizzato, si legge il dubbio che nelle direzioni dell'indagato, agli occhi della vittima e dell'opinione pubblica, l'evento disposto doveva apparire come un atto intimidatorio o ritorsivo, comunque un avvertimento rivolto al giornalista per intimorirlo rispetto alla prosecuzione delle sue inchieste, ma mai per porre in effettivo pericolo l'incolumità del giornalista. Una manipolazione, insomma, tout court, di una raffinata astuzia di Lavitola, in ragione della quale si voleva alimentare il convincimento che per tesi seguire agli inquirenti sia assolutamente verosimile, secondo la quale insomma si doveva essere il sostegno della vittima del reato per la sua posizione che sarebbe risultata avvantaggiata. Dunque ci sono stati momenti di defiance, un po' di più di coraggio e si cacciano, avrebbe detto Lavitola. Ranucci era il tema della sua candidatura alle prossime elezioni, come obiettivo era proprio quello di farlo diventare presidente, ritenendo l'uomo che poteva rappresentare novità, capace di spalliare di fronte alla conduzione di Report, che secondo la ricostruzione del tribunale assume un atteggiamento di apertura, quantomeno di curiosità. Lavitola sfrutta l'onda dell'attentato esplosivo tanto da arrivare a commissionare un sondaggio investendo in tale progetto tempo e denaro. Ecco, un tuo parere, Antonino, sarebbe gradito. Da Michele Caruso, grazie e buona giornata. Grazie a te, mi sembra una vicenda così piccola e così insignificante. Abbiamo un'altra telefonata, pronto? Chi è là? Sì, ciao Antonino, sono Walter. Walter carissimo, dimmi. Ciao, ma io ti volevo fare un rimprovero. Questo Michele Caruso che fa gli editoriali è colui che offese molto pesantemente il nostro... Sì, è colui anche che in trasmissione a Zoom si è pubblicamente scusato di questo, perché io gli ho detto che se non si fosse scusato non avrebbe più potuto parlare nella mia trasmissione. Di questo mi fa piacere, perché io non ho mai più... Ecco, che è successo? La maledizione di Montezuma sul telefono, Walter, che è capitato? Riprova che così almeno ci sentiamo. Chiudi che non ti si sente, richiama. Allora, tornando a noi, dunque, qualche altra zappa che voi avete mandato al 340-670-9659, fermare l'immigrazione è semplicissimo, togliere tutti i benefit, gratuito patrocinio che arricchisce gli avvocati, bonus economici, sanità eccetera, lo dichiarano loro sbeffeggiando noi italiani che dicono lavoriamo per loro, che hanno tutto gratis. Tra l'altro ho scoperto ieri che la sorella della Boldrini gestisce 340 cooperative per immigrati, non so se sia vero, ma qualcuno si è solerte come per i 3 ragazzini che vendevano limonata. Quindi dovremmo modificare la Costituzione e distruggere il nostro sistema
giudiziario. Poi tra l'altro vi informo che non si succhiano assai i chiodi col gratuito patrocinio, so 4 soldi in croce, ve lo posso garantire. Pronto, chi è là? Sì, sono Ci Walter, sei, Walter? scusami, ero finito sott'acqua. Mi sembra che siano 4.000 euro a ogni gratuito patrocinio, che però insomma moltiplicati. No, volevo dire due cose. Quando una persona crea un danno a una persona, a uno straniero, clandestino o non clandestino, nascono parenti anche dal punto più profondo del Sahara. Nel caso di Desirée, questi non posso definirli uomini, questi che l'hanno violentata e lasciata morire agonizzante non su un letto, Antonino, ma su un materasso buttato per terra all'ercio, dai servizi si è visto, avranno dei parenti a cui chiedere conto, perché scusami, Ruggero ha fatto quello che ha fatto e sono nati parenti ovunque, qualunque altra nascono parenti ovunque. Questi non hanno parenti che possono risarcire da queste la vittima, questa povera ragazza. Assolutamente, questa è una cosa che non riesco a concepire. La seconda invece è questa, su quello che ha fatto, non so che persona sia, steso i ciclisti. Io sono sia ciclista che camminatore. Allora, devo dire, gli automobilisti la regola del 1,20 m, 1,5 m non la rispetta nessuno se non gli stranieri, e io quando guido perché lo faccio, ma altrettanto vero che io quando cammino sulla strada, sui sentieri o anche sulle piste ciclopedonali, mi vedo sfrecciare di fianco, magari arrivando da dietro senza nessun tipo di avviso, questi con le biciclette, magari con le biciclette elettriche, che mi passano mediamente a 5-6 centimetri dal gomito, che se io per caso alzo il braccio per asciugarmi la fronte, mi spaccano il gomito. Quindi nessuna giustificazione, però è giusto rispettare i ciclisti, torno a ripeterti, io sono ciclisti, ma anche i ciclisti dovrebbero rispettare i pedoni, è una catena, quindi il rispetto sono chiama pienamente rispetto. d'accordo, il che però non dà l'autorizzazione a chi che sia di fare retromarcia e falciarne Ma sei. ci mancherebbe altro, cioè questo qui è E un men che tentato meno a degli omicidio. altri coglioni di andare sui social e scrivere ha fatto bene, perché il problema è che quelli consumano ossigeno esattamente come me e come te, questo è il Lo problema. so, guarda che io sarei d'accordissimo per fare un test attitudinale prima del voto, Cioè, perché il voto di quello lì o di quelli lì vale quanto il mio e quanto il tuo. Io sarei uno, questo. non sono massimo della libertà per tutti, ma farei un test alle persone prima di dare la possibilità di votare, perché io sono convinto che il mio voto non può valere quanto quello di uno di questi che scrive queste minchiate sui social. Pensa che sono andati al governo dicendo 1 vale 1. Senti Walter, io devo chiudere che sono le 10:33, tra Ciao, poco mi Antonino. cazziano. Ok, ciao, grazie. Ciao. Grazie, ci ritroviamo alle 12:30 con Capitaneria di Porto. A dopo. Avete ascoltato la rassegna stampa. Radio Libertà. Veniamo da una lunga storia e andiamo incontro al futuro con spirito libero per ascoltare tutti e per dare voce a tutti.